Ecco qua, adesso sta registrando, quindi io sono particolarmente felice appunto per questa opportunità e per questo contatto appunto anche con Caterina. Sono qui, quello che appunto mi preme dire, sono a vostra disposizione. Quindi se ci sono domande, abbiamo già qui, Cristina vi spiegherà poi la modalità, già avviato tutta un'impostazione di come faremo la gestione delle vostre domande. Io appunto sono a vostra disposizione anche per domande proprio on spot, interrompe, cioè diteci alt, fermi tutti perché non capiamo e siamo qua. Mi presento velocemente. No, volevi dire tu, Caterina, qualcosa in Guarda, apertura? volentieri un veloce benvenuto a tutte le partecipanti, a tutti i partecipanti. E, adesso tra un attimo restituisco la parola alla dottoressa Elisabeth Reiner che, come dire, nell'ottica anche di essere coerente col tema del social ha già iniziato, voglio dire, da qualche minuto a fornire queste perle di saggezza, insomma, che trattano poi un argomento veramente, stavamo dicendo appunto, molto, molto interessante e che tocca la vita dei nostri familiari o nostra, la professione, quindi sono veramente tanti gli ambiti. Quindi io, anzitutto ringrazio la dottoressa Reiner per l'intervento che si svolge in due parti, quella di questa sera, come sapete, e quella di martedì prossimo. Magari poi sta a lei a darvi così lo schemetto, no, di come ha articolato i contenuti. Come sempre l'intervento viene registrato, quindi qualora qualcuno dovesse perdere un pezzo oppure appunto aver necessità di anche coinvolgere altre persone, c'è anche la possibilità di recuperare più avanti il recording. Vi abbiamo chiesto anche di mettere in chat, continuo con le note tecniche che così riepiloghiamo il tutto, le vostre, un velocissimo profilo professionale in modo tale che abbiamo anche la visione di chi c'è ad ascoltarci con piacere in quest'aula. E infine, e non per ultimo, ringrazio naturalmente il Comune di Conegliano perché è promotore di questa iniziativa e naturalmente porto i saluti della dottoressa Serena Cesca e della dottoressa Marina Zambon che sono referenti di questo progetto Digitiamo, l'Innovation Lab di Conegliano, che si inserisce nel quadro dell'Innovation Lab della Regione del Veneto e che farete poi con i comuni limitrofi di Conegliano. È un progetto, lo ricordo anche, come dire, per le persone nuove, che leggo anche dei nomi nuovi questa sera, quindi mi fa molto piacere. E dico anche il mio nome, Caterina Munafò, sono appunto la coordinatrice di questo progetto per quanto riguarda le attività gestite da T2I, l'ente di formazione incaricato, uno degli enti di formazione incaricato dal Comune di Conegliano. E quindi vi dicevo appunto esiste un bel palinsesto molto ampio di iniziative che vanno a essere destinate a diversi target, perché abbiamo imprese, professionisti, abbiamo aspiranti start-upper, abbiamo giovani, abbiamo enti, pubbliche amministrazioni, associazioni, enti del terzo settore abbiamo anche le scuole, quindi davvero un programma molto molto composito, molto interessante. In questi giorni stiamo attivando anche, è già attivo in realtà, la dotazione, come dire, organizzativa, no? Perché quella hardware esiste già, però stiamo per appunto promuovere le attività del co-working che il Comune di Conegliano ha appunto come dire, allestito, che si trova vicino alla stazione ai treni, vicino all'Informa Città, ed è uno spazio con delle postazioni dove è possibile quindi chiedere appunto l'utilizzo a titolo assolutamente gratuito di una postazione, quindi lavorare oppure incontrare un partner, una persona per fare un meeting di lavoro. Quindi anche questo molto interessante, diciamo, come opportunità e appunto si inserisce in un quadro di palestre digitali, così come vengono chiamate da questo bando, da questo progetto,
e davvero appunto vi invitiamo eventualmente, se siete curiosi per approfondire questa cosa, a sentire direttamente i referenti del Comune di Conegliano per avere maggiori informazioni, perché appunto ci sono appunto molte iniziative. E visto che siamo in tema, lo dico sempre, ma a maggior ragione oggi, seguite anche la pagina Facebook del progetto Digitiamo. Quindi potete digitare la parola Digitiamo su Facebook e trovate la pagina ufficiale di questo progetto. Se andate invece su Eventbrite, la piattaforma da dove è possibile fare le prenotazioni, trovate le iniziative che sono in partenza nello spazio di coworking, quindi sia la possibilità di prenotare la postazione, come dicevo, ma anche la possibilità di accedere alla, diciamo, a percorsi di formazione laboratoriali a piccoli gruppi. Quindi anche questo è un argomento che volevamo appunto notificarvi. Ci sono sia un corso che si chiama Imprenditore di me stesso, che un altro anche che riguarda i temi della social innovation, del digitale, e di come dire, fornire una serie di spunti anche a tutte le persone che hanno un'idea, che stanno sviluppando un progetto, che vorrebbero creare condizioni di vivibilità maggiori per il comune, e che quindi hanno un'idea che vorrebbero realizzare. Questo è il contesto adatto. Quindi questo è un po' il quadro anche aggiornato delle cose. E allora mi chiede Giulia, per favore potete ripetere il nome della pagina Facebook. Sapete cosa faccio? Ve lo scrivo in chat direttamente. Comunque digitiamo. Ecco, io ho detto tutto quello che appunto dovevo dire, quindi a questo punto non rubo altro tempo alla dottoressa Rainer, che ringrazio ancora, così come ringrazio tutti voi per la calorosa partecipazione, e vi auguro un buon lavoro. Ovviamente, come ha detto Elisabeth, quando avete delle domande potete scriverle nella chat e noi al momento più adatto esaudiremo appunto, o meglio, Elisabeth esaudirà i quesiti che provengono dall'aula. Se posso, se no mi informo e la prossima volta vi rispondo. Buon lavoro e grazie ancora a tutti. Grazie. Tu interrompi se è necessario. Bene. Ecco qua. Allora io chiudo qui. Ho guardato un po' le vostre risposte appunto della chat e quindi abbiamo totalizzato un po' di Facebook, un po' di Instagram e un LinkedIn. Quindi in questo momento siamo messi così. Allora, io adesso condivido lo schermo. Ok, vediamo se si può fare. No, allora Caterina dovresti... Ok, adesso forse sì. Vediamo se va. Benissimo, andata. Ok, allora spero che voi possiate vedere lo schermo, ma credo di sì. Io adesso... Perfettamente. Ok, benissimo. Ok, allora... sì, appunto, noi siamo qui oggi per la prima unità di lavoro su questo tema che è il copywriting. A me piace scriverlo così, copy e writing, perché da un lato c'è il copy, quindi tutti i contenuti, e dall'altro lato c'è l'azione dello scrivere su questi contenuti o di questi contenuti. Quindi noi dobbiamo comunque essere coscienti che appunto stiamo lavorando su due binari. Il primo binario è la creazione e la creazione proprio mentale del contenuto e dall'altra parte la vera e propria scrittura del contenuto. Allora, due parole su di me. Io sono appunto Elisabeth Rainer, originaria di Merano. Mi sono laureata in lingue e letterature straniere a Ca' Foscari a Venezia e poi per l'amore sono rimasta in Veneto e ho lavorato in giro per il mondo in aziende multinazionali, sempre nell'ufficio comunicazione e marketing, questo fino al 2014, e poi ho avviato la mia società che ho appunto tuttora insieme alla mia socia Sabrina Boscolo Bariga, e la società si chiama My Be Mood.
Noi siamo un'agenzia di comunicazione e ci occupiamo prevalentemente di progetti di comunicazione integrale. Cosa vuol dire? Noi ci occupiamo di tutta la comunicazione, non solo, spessissime volte a me succede che i clienti entrano da noi o ci contattano e ci dicono: mi gestite i social, mi fate il sito web, mi gestisci i contenuti per 2 mesi. Noi facciamo moltissima fatica con un approccio o con una domanda di questo genere, perché? Perché il nostro slogan, quindi la nostra benzina, quello che ci fa marciare, sono queste 4 parole che dicono brands with a heart, quindi marchi con il cuore. Per noi è fondamentale capire il cuore, il battito che c'è nel nostro cliente, il battito che può essere in un'azienda o nell'azienda per la quale noi dovremmo prestare servizio. Per noi è fondamentale capire questa cosa perché? Perché se noi vogliamo scrivere dei testi, fare comunicazione, formulare dei messaggi, fare anche banalmente solo delle foto o dei video, noi dobbiamo capire il cuoricino che batte in quell'azienda. Com'è questo battito? È un battito forte, veloce? È un battito rilassato? Come sono questi qua? Come lavorano? Quali sono i loro valori? Qual è il loro cuore? Ecco, quindi questo noi abbiamo nel corso degli anni tante volte detto di no quando non si sentiva questo battito, quando era solo una cosa in superficie e fammi questa cosa, tanto non importa, basta scrivere qualcosa, basta buttare fuori qualcosa, dopo vedremo, ok? Quindi Brands with a Heart è una bellissima cosa quando noi la possiamo mettere in pratica, quindi andare a capire proprio come funziona quel marchio che secondo noi è alla base di una comunicazione efficace a 360 gradi, non solo sui social. Se quella cosa non riusciamo appunto a capirla, quel cuoricino non lo riusciamo ad individuare, allora è meglio lasciar stare. Quindi oggi io cercherò di rendervi partecipi anche a questo, quindi nostro approccio che abbiamo di lavoro e che spero che vi possa appunto essere utile. Noi parliamo oggi nello specifico appunto di copywriting, che è una parte della comunicazione soprattutto prevalentemente digitale, lo andiamo ad affrontare prevalentemente nel settore digitale. Quindi che cos'è? È l'attività di scrivere testi pubblicitari. Allora, già su questo, pubblicitari abbiamo già individuato, no? Pubblicitari nell'ambito del più ampio settore del marketing, con lo scopo, qui abbiamo l'obiettivo, di attirare e catturare l'attenzione del target di riferimento. E questa frase è già piena di spunti. Così, l'altro obiettivo, da ottenere una vendita o generare un lead. Un lead è un contatto. Contatto superficiale, non è ancora cliente, ma il lead è quando qualcuno ci dà una mail o un numero di telefono e in cambio gli diamo qualcosa. È molto superficiale, questo non è ancora un cliente, ma è quel contatto che ci può tornare utile. Okay? Per scrivere questi testi c'è una figura molto precisa che adesso che si chiama il copywriter, quindi chi scrive i testi, chi scrive questi testi che si chiamano copy, appunto. Quindi abbiamo individuato. Io vorrei puntare
cioè il portare la vostra attenzione su questa parolina qua, target, su queste 3 parole, target di riferimento. Noi quando lavoriamo sui copy, quindi quando scriviamo nel web, noi dobbiamo lavorare per il target di riferimento. Noi dobbiamo catturare l'attenzione di chi legge dall'altra parte. E questa è una delle regole basi, quindi non si tratta di riempire un calendario editoriale, non si tratta di dire dai arriviamo a fine mese e abbiamo postato 2 post a settimana e siamo tutti felici. No, una comunicazione efficace digitale, quindi sui social oppure anche su un blog che possiamo avere su internet, quella comunicazione, se è efficace, ha individuato i bisogni e gli interessi del target di riferimento. Ok? Quindi attenzione in primis al vostro target. E adesso andiamo anche a vedere. Perché? Perché il processo di consumo di contenuti, quindi di chi legge, è completamente e profondamente cambiato. Oggi gli utenti sono molto più informati, sanno cosa vogliono, ok? E sono anche un po' diffidenti nei confronti di chi propone loro nuovi prodotti. Quindi nell'ambito proprio del comportamento, del come si comportano i consumatori, no? Di contenuti, quindi chi ci legge, i nostri follower, quei nostri follower hanno una infinità di possibilità di trovare contenuti sui nostri prodotti, sui nostri servizi o su di noi anche banalmente, anche se noi non so, incontriamo qualcuno in un ascensore, quello niente ci scambiamo i biglietti da visita, o anche solo il nome, si può andare a vedere, si digita quel nome, si digita il Treviso e si scrive, non lo so, Caterina Munafò Treviso, oppure insomma, sapendo la provenienza, si può trovare tantissime informazioni. Sicuramente una di quelle informazioni può essere la pagina, il profilo Facebook, se ce l'ha, il profilo Instagram, il profilo LinkedIn. Se poi ha un'attività, troviamo anche magari il suo sito internet o altre cose, o la scheda Google. Ecco, abbiamo delle infinite possibilità di trovare informazioni su prodotti, servizi e persone. Quindi oggi come oggi, non più come nell'era pre-social che uno doveva aspettare che un'azienda calasse dall'alto delle informazioni e spiegasse una volta il funzionamento di un prodotto o il funzionamento di un servizio, dicendo probabilmente anche siamo i leader del mercato, siamo bravissimi a fare a derogare questo servizio piuttosto che a fare questa cosa. Le persone oggi non vogliono più parlare con i marchi. Le persone oggi, ed ecco perché è cambiato così tanto il modo di consumare i contenuti, le persone oggi vogliono parlare con le persone che stanno dietro a quel marchio. Se LinkedIn ha dato la possibilità o strategicamente dato la possibilità di fare parlare
i propri collaboratori al posto, veicolando i messaggi dell'azienda, questo è una di quelle prove che le persone vogliono un approccio umano, quindi age to age, si chiama human to human, H verso H, human, essere umano, verso essere umano, no logo dall'alto che parla alle persone, ma le persone parlano alle persone, ok? Quindi l'obiettivo finale è creare relazioni di valore che possano portare a una crescita di follower o del business. Qui sta nella creazione delle relazioni di valore. Non è questione di pubblichiamo qualcosa, e l'abbiamo già detto prima. Non è questione di riempi il calendario. Non è questione, tanto adesso abbiamo un po' di foto, le utilizziamo. No. Il nostro obiettivo, qualunque cosa, che io sia un marchio e che io abbia un'attività o che io sia una persona fisica e io divento, quando pubblico sui social, divento un brand. Io divento un personal brand. Se voglio affermare in modo efficace una mia posizione, io lì agisco come se fossi un brand, come se fossi un marchio. Ok? Quindi io, sulla base di questo obiettivo finale, io devo cercare di capire, e torniamo un attimino qui indietro, qual è la necessità del mio target, come funziona il mio target, come funzionano i miei follower, perché mi seguono, perché sono amici, perché è la zia e perché è la nonna, va bene, ma perché se io ho 700 follower su Instagram, perché quelli mi seguono? Che cosa trovano in me? Cosa trovano di interessante? Forse sono le foto su Instagram, forse è quello che scrivo su Instagram, forse sono semplicemente gli hashtag giusti che scelgo su Instagram, ma qualcosa, no? Li lega alla mia pagina e quindi alla mia persona. È come se ci fosse una relazione, perché probabilmente noi io gli ho dato come dire, quello stimolo, no? E loro hanno trovato qualcosa di interessante. Questo vale per il brand personale che posso essere io, Elisabeth Rainer, ma questo vale ancora di più se io ho un marchio come può essere appunto il marchio di My Be Mood, piuttosto che il mio salone di bellezza, piuttosto che la mia officina meccanica. Ok? Quindi target e relazione. Quando noi vogliamo conquistare, questa mi sta molto simpatica, mi piace questa espressione, lei dice, la Charlotte Bears, che era lei era una comunicatrice, che era negli anni 80 capo di JP Morgan e di un'agenzia di comunicazione famosissima a New York. Lei ha detto: non puoi conquistare il cuore dei clienti, e io ho aggiunto e di chi ti legge, se tu stesso non hai un cuore. Quindi noi dobbiamo innanzitutto, ok, capire qual è la nostra finalità, qual è il nostro cuore, qual è il nostro battito, perché noi ci mettiamo sui social. Se andiamo a fare lì. Possiamo anche stare, se siamo poi un personal brand o abbiamo solo Facebook così perché ci piace, ma perché siamo lì? E là bisogna andare a fare una piccola indagine. Questo è un campo di margherite, un mazzo di margherite, e sembra, no?
sono, hanno tutti i petali, hanno tutti quanti il centro giallo, e quale scegliamo di queste? Se qui si tratta di capire quali scegliere, quale margherita scegliere, adesso ci muoviamo un attimo a livello dei marchi eventualmente da scegliere o dei servizi da scegliere, qua facciamo fatica. Che cosa scegliamo? Questa? Questa? Questa qua? Ma perché non questa? Cioè, noi qui, nessuna di queste margherite, o forse questa qua, ci dà veramente quello stimolo di voler entrare in relazione. Sì, forse questa perché è illuminata più delle altre. Cioè, a questa qua sotto non ci pensano, non ci pensiamo, non abbiamo interesse, ok? Noi dobbiamo far sì che quando siamo sui social le persone ci possano individuare, possano capire chi siamo, possano capire cosa facciamo, possano capire i nostri valori. E quindi la prima domanda che ci può dare veramente una mano in questo senso, quando andiamo poi a pensare cosa scrivere sui social, la prima domanda prima di scrivere è: chi sei? Perché questo chi sei sui social, ok? Dobbiamo essere noi in primis consapevoli chi siamo e in cosa ci differenziamo dagli altri, perché altrimenti siamo un altro profilo che scrive altre cose. Noi dobbiamo far sì che quello che diciamo e scriviamo sui social abbia un valore per il nostro target. Ok? Quindi la prima domanda, io adesso vorrei che voi scriveste su un foglio, se avete voglia, chi sei, ok? E magari scrivete 2 righe sotto, chi sono? Già quello che avete scritto in chat era sufficiente, diciamo. Chi sono? Come vi chiamate? Chi siete? E poi, seconda domanda, che cosa fate? Ok? Quindi anche qua, su che cosa facciamo? Se io sono un profilo privato, la mia domanda è: cosa faccio? Io cosa faccio? Io sono una comunicatrice. Bene, profilo privato, va benissimo. Sono una mamma, io sono mi occupo della casa, una casalinga, io sono una libera professionista. Cosa faccio nella mia vita? Ma qui dentro ci sono anche tutti gli altri valori. Mi piace raccogliere la plastica in spiaggia. Mi piace camminare in montagna. Cammino tutti i giorni, la mattina tra le 6 e le 7, cammino tutti i giorni e faccio 6 chilometri. Questo è un cosa faccio se parliamo del nostro profilo privato. Questo mi differenzia tra il 90% della popolazione di Mogliano, perché se io sono di Merano anche. A Merano io non incontro 2 o 3 persone la mattina quando vado a camminare. Cosa fai? Cammino. Quindi questo cammino può diventare, questo camminare può diventare un tratto differenziante. Nel mio profilo Instagram io posso scrivere cammino, sono una camminatrice mattutina, e questo già qualcuno potrebbe dire: ah, non è più una margherita tra le margherite, ma è quella là che cammina tutte le mattine tra le 6 e le 7, ok? Tac, spot sulla margherita. E quindi io individuo tra tutte queste margherite che ci sono, dico: ah sì,
lei è quella che ha questa cosa differente da tutti gli altri. Come lo fai? Altra domanda. Come lo facciamo? Questo ovviamente qua stiamo entrando adesso anche tanto nell'ambito aziendale, se qualcuno di voi ha un'attività, ma vale anche per il personal brand. Come lo fai? Lo faccio con stile, lo faccio sempre vestita col fifì, lo faccio col cuore in mano, lo faccio sempre con un sorriso, lo faccio nel pieno rispetto del pianeta, lo faccio impegnandomi per una causa. Come lo fai? Ok? E l'ultima, per chi lo fai? Ecco qua il target. Di nuovo. Ok? Quindi quando voi iniziate a rispondere piano piano a queste domandine qua, le vedete anche, io ve lo lascio aperto anche qua a lato, così lo vedete, voi adesso avete raccolto un indice, ok? Chi sei, cosa fai, come lo fai e per chi lo fai. Questo piccolo indice, questa piccola indagine che noi abbiamo fatto adesso, ok, vi aiuterà poi, in un secondo momento, quando andiamo ad affrontare nella prossima lezione effettivamente i contenuti e come scrivere i contenuti. Ma questo vi aiuta a costruire la base per non essere più una margherita tra tante margherite. Perché? Io amo George Clooney, ovviamente, questo qua viene fuori da una citazione, l'ho modificata di George Clooney, no martini, no party, e questo è copywriting ovviamente a tutti gli effetti, no brand, no party. Quindi se noi non siamo un brand, se noi non agiamo come un brand, se noi non agiamo con tutte queste indicazioni che abbiamo qui, che abbiamo visto qui, secondo queste indicazioni e secondo queste piccole domandine che ci siamo poste, prima di scrivere riflettete sul vostro personal brand, sulla vostra brand identity, ok? Se no ci perdiamo. Quindi chi sei non è compito del tuo cliente o del tuo lettore ricordarti, ma è tuo obbligo e responsabilità accertarti che egli non abbia la possibilità di dimenticarti. Quindi noi, il campo di Margherite ci va bene, siamo in ottima compagnia, ma se vogliamo essere efficaci sui social e tranquilli sui social, noi dobbiamo costruirci una posizione. Qui vi ho preparato un esercizio e adesso io non vi vedo purtroppo, ma se volete intervenire tranquilli, insomma, cioè, fate pure le vostre domande. Queste sono due risposte alla domandina chi sei. Questa è una cup of coffee, quindi un bicchiere di caffè proprio anonimo del tutto, e questo invece è Starbucks. Starbucks è logato, Starbucks non è una margherita tra le margheritine, Starbucks ha un'identità fortissima e Starbucks fa sì che quando noi vediamo questo logo, è vero che è una multinazionale, ha un sacco di soldi da investire, Starbucks fa scattare nella nostra mente un viaggio. Ok? Ci ricordiamo probabilmente il primo Starbucks. Possiamo anche ricordarci il gusto del caffè che non era per niente buono, il primo Starbucks che abbiamo bevuto. Può essere anche questo, che noi italiani siamo molto molto esperti in termini di caffè. Starbucks però ci fa anche viaggiare, ci porta a Londra, ci porta a New York quando Starbucks in Italia ancora non c'era, ci porta a Barcellona, ci porta nelle città, perché questo è assolutamente legato alla città metropolitana. Quindi Starbucks
una cup of coffee anonima non ci fa viaggiare. Qui non sappiamo dove andare, qui non sappiamo qual è effettivamente quel cuore che batte, la differenza qual è. Ce ne sono 1000, questa non ha un'identità, questa invece è un vero e proprio marchio e ha un'identità. Che cosa rappresenti? Siamo sempre nell'ambito delle nostre domandine. Chi sei e cosa rappresenti? Qui, questi sono 2 marchi di te, il mariage frère, quello scuro, scusate mi sono tolta la giacca, è un po' caldo, questo qua è il mariage frère e qua è il Kousmiti, ok? Questo c'entra tantissimo con il copywriting e con la comunicazione, questa slide. Mariage frère e Kousmiti 1867 e 1854 sono nati più o meno negli stessi anni questi qua, e tutte e 2 in Russia. Boh. Se noi li vediamo così, che cosa rappresentano? Qui è chiaro. Mariage frère si presenta come l'eminenza grigia del tè, cioè non ci si può avvicinare a questi, cioè sono molto molto distanti, molto molto classici, puntano molto molto sulla tradizione. Kousmiti invece hanno anche loro la linea ovviamente tradizionale e la linea classica, ma loro qui con questa linea di barattoli e di note di tè rappresentano l'innovazione, rappresentano le note esotiche, rappresentano la freschezza, rappresentano l'innovazione e la ricerca. Qui invece siamo proprio nella storia, qui siamo nella tradizione più profonda. Quando io guardo questo, la mia mente inizia a viaggiare e vedo dei saloni del tè, sento i profumi che ci possono essere, sento dei rumori. Quando vedo questo è la stessa cosa, ma vedo tutt'altro. E questo viaggio mentale che io faccio, ok? Questi viaggi che fa la mia mente quando vede una forte identità, quando vede un marchio molto molto forte, quando vede una persona molto molto forte, comincia subito a processare delle immagini, a processare delle sensazioni intorno a questo prodotto o a questa persona e quindi a crearsi anche delle aspettative alle quali poi io marchio o io persona devo decidere in che modo corrispondere o in che modo rispondere. Ok? Io vorrei adesso, se è possibile, chiedere a voi di scrivermi in chat, spero che lo vediate bene perché quando si passa poi da un computer all'altro, scrivere in chat che cosa vi fa venire in mente questa slide. Mi riferisco a questa immagine. Mare, ok, cielo, ok, io vi sto vedendo adesso, Caterina, mi sono messa un attimo in mezzo così vedo hai fatto benissimo, okay. Elisabetta, volevo aiutarti ma poi ho pensato che potrei anche dirti anch'io cosa rappresenta. Ok. Paola? Ok? Sì. Ok, yes, ok. Federica, bene, slide Pantone, mi evoca mare, spiaggia, la pelosa vacanza relax, wow, bellissima sta cosa. Cioccolato fondente, tranquillità, ok. Io qui ho visto, adesso non so se riesco a tornare su un attimo su
Sì, qui, ok. Ho visto Federica e Paola rispondere con un marchio. Loro hanno risposto, altri 2 messaggi, vediamo cos'è. Vela e libertà, tranquillità. Ok. E anche una piastrella verde acqua. Ok, anche, vero? Giusto? Qui abbiamo tanto puntato su cielo, no? Cielo, acqua, mare, relax. Quello che se vedo io, cioccolato fondente, a me qui hai scritto tu, Caterina? Sì? Perché cioccolato fondente? Perché allora, non lo so, mi ispira, nel senso che ho pensato che le varie confezioni di cioccolato tendenzialmente hanno i colori caldi per il cioccolato al latte e i colori freddi per il fondente, ma forse è una mia in questo momento, non ho davanti cioccolato, ma in questo momento mi sembra questa cosa. Cioccolato fondente, stupendo, bellissimo. Cioè, allora, vede, e qua c'è bicicletta Bianchi, Carlotta, benissimo, fantastico anche questo. Cioè, abbiamo fatto una... Avete visto cosa è successo nella nostra mente? Pazzesco. Cioè, il viaggio che ci siamo fatti qua, ok? La mente è partita e ha evocato a sprazzi delle cose. Allora, io adesso devo fare appunto i miei complimenti a Federica e a Paola, che hanno individuato proprio l'appartenenza di questa cosa, perché è una cosa molto molto precisa, quindi richiudo la chat così vedete meglio. Questo qua è il colore che Pantone ha dedicato al marchio di gioielli. Scusate un attimo che ho qua al marchio di gioielli, non è che io ne abbia pieni, è l'unico sacchetto che ho. Al marchio di gioielli, questo qua di Tiffany. Ok? Adesso non so se riuscite a vedere la corrispondenza, ma è il Pantone 1837 ed è l'anno di fondazione di Tiffany. Pantone ha preso questo codice, questo anno 1837 è diventato il codice Pantone per individuare il colore codificato Tiffany. Ok? Qua ci sono i mondi che si scontrano. Tiffany, che è il colore verde o blu, ci sono 2 fazioni, c'è il team verde Tiffany e il team blu Tiffany che si scontrano, è uno scontro molto duro sul tema se questo è un verde o se questo è un blu. Pantone ha codificato questa cosa e ha detto è il Pantone 1837. Quando Paola o Federica hanno scritto Tiffany, cosa è successo nella vostra mente e con la vostra mente? Posso avervi un attimo con un microfono, se è possibile, se avete voglia, Sì, ciao, io sono Paola e Ciao Federica. Paola! Ciao, e Federica è una mia collega. Eravate vicine? No, 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 siamo in No? posti diversi, Ma però siamo allineate. ma c'è un motivo per cui l'abbiamo collegato tutti e Sì. due a questa cosa. Sì, Perché tutte e due insegniamo teorie del colore, eccetera, e per cui questo è un richiamo facilissimo. Nulla di nuovo, No. nulla di nuovo. A parte perché siamo anche donne, ma vabbè, questo è un altro Vabbè, dettaglio. ci viene quasi spontaneo, diciamo. Ok, quindi, ma l'evocazione, beh, va bene, ma nel vostro caso poi è probabilmente anche una deformazione professionale, no? Andare di colore, ma nella mente, la mente evoca
La scatoletta? Sì, io avevo, scusami, avevo in mente esattamente la scatoletta o il sacchettino che tu ti dà del tu, insomma, esattamente, io avevo in mente questa. Esattamente. Sì. Quello che succede è questo. La Mm. mente processa questo. Quando tu dai lo stimolo, no? Zacchete. La mente fa questo. La mente ti trasporta immediatamente nelle scatolette, nel colore legato a un marchio, a colazione da Tiffany. Questa è proprio una scena del film. Tiffany New York, e regalino, carino, il regalino qua Tiffany, ok? Ci è arrivato un bel anello, ci è arrivata la Christmas shopping a New York, dove sono andati ovviamente da Tiffany. Ciondolino, questo qua è quello dove appunto è il primo, please return to Tiffany, quindi riportatelo, se lo trovate riportatelo, restituitelo da Tiffany, poi si occupano loro perché c'è un codicino e lo recapitano a chi l'ha perso, quindi carinissimo. Loro poi ovviamente sono nel pieno trend anche di rispettare tutto questo, appunto, questo trend del gender free, del gender fluid, che non ci sono più solo, no, questa tipologia o questa tipologia di famiglia, ma questa è per loro un'unione che loro assolutamente rispettano, anche perché chiaramente per loro questo significa un flusso comunque economico molto importante. La mente fa questo. La mente processa, scusate, la mente processa, okay, queste immagini a partire da uno stimolo del genere. A partire da uno stimolo del genere la mente comincia a viaggiare. Ok? Quindi noi quando siamo una persona che scrive sui social o un'attività che scrive sui social, dobbiamo essere consapevoli che se abbiamo un'identità rotonda, un'identità forte, un'immagine forte, le persone inizieranno intorno a noi e con gli stimoli giusti, con i nostri post, con i nostri blog, con la nostra newsletter, cominceranno a ricordarsi di noi, cominceranno a dire: ah, ma aspetta, allora la Paola aveva detto una cosa, ma aspetta, ma Federica forse di cos'è che si occupa? Aspetta, che avevo letto, ecco. La mente collega velocissimamente, ok? Basta un minimo di stimolo. Noi abbiamo appunto due professioniste qua del colore, è ovvio che hanno reagito immediatamente, però questo succede nella mente, ok? Quindi un brand o un personal brand? Un brand non è solo un logo, un brand è molto di più, non è solo un nome, non è solo colori istituzionali, non è solo una tipologia di linguaggio o delle terminologie che usa quel marchio. Non è solo un payoff, cioè My Be Mood non è solo un payoff marchi con il cuore. My Be Mood è molto di più. My Be Mood è legato a queste sensazioni che noi siamo riuscite nel corso degli anni a provocare, a suscitare nei nostri clienti di felicità, di soddisfazione. Noi non siamo soltanto un'immagine coordinata, ok? Non è limitato al brand. Se io a voi dico Benetton, vediamo la scritta, perché quello che ci viene in mente, tac, Benetton, detto, pronunciato, detto Benetton, visto la scritta, ma poi cosa succede nelle nostre menti? Nelle nostre menti succede che forse quelli che hanno vissuto anche quegli anni, vengono fuori nelle nostre menti
le pubblicità di Oliviero Toscani, i valori di Benetton, quei valori di multiculturalità per cui loro erano riconosciutissimi negli anni passati. Poi si sono persi un po' e secondo me hanno perso un po' della loro identità, ma quello era una tendenza così tanto forte, un'identità così tanto forte che chi li ha vissuti li ricorda ancora. È molto di più rispetto a un logo. Poi, a parte che sono imprenditori veneti e sanno come si lavora. Questo è un altro discorso. Ok? Quindi, che cos'è un brand? Un brand è una promessa fatta da un marchio o da una marca a un cliente. Fatta da una persona che scrive sui social, una promessa fatta da una persona che scrive sui social, che apre un profilo, ai suoi lettori. Un brand è un viaggio fatto insieme al cliente. Un personal brand. Io quando scrivo sui social, anche come Elisabeth, io ogni volta che apro quel post, che scrivo un post e qualcuno lo legge, io quel qualcuno lo prendo per mano. Io con quel qualcuno lo invito a fare un'altra puntatina di viaggio, corto, breve, piccolo, con me, insieme a me. Ok? Quindi andiamo a tappe, aggiungiamo esperienze ed ecco che arriviamo alla relazione. Ogni tappa, ogni volta che scrivo una newsletter, ogni volta che mando fuori una mail e invito qualcuno a fare qualcosa, clicca qui, schiaccia qua, vienimi a trovare nel mio negozio, chiamami semplicemente, prenota un tavolo, è arrivata, abbiamo il nuovo menù, ok? Sono tutte tappe e sono tutte esperienze all'interno della grande relazione, l'abbiamo detto fin dall'inizio, all'interno della grande relazione che io devo instaurare con chi mi legge. Che io sia un marchio o un personal brand, non importa. Ma l'ottica vincente è proprio questa, la relazione. A me piace dire che è una love story. Alla fine è una storia d'amore che io posso e ho la possibilità, se sono brava ci riesco, a instaurare con i miei clienti o con i miei lettori. Ok? Quindi teniamolo assolutamente anche questo come mantra. Qui l'ho riepilogato per quanto riguarda il brand, ma vale anche per il personal brand. Il brand è una promessa fatta da una marca a un cliente, è un viaggio fatto insieme al cliente e a ogni tappa si aggiunge una nuova esperienza alla relazione. Ok? Perché è così importante avere questa consapevolezza della relazione? Perché alla fin fine io racconto di me, personal brand, o racconto del mio marchio, racconto il mio marchio, la mia attività, non solo sotto questo grande cappello del marchio, logo, nome, ma io trasmetto e racconto dei miei valori, racconto del mio universo culturale. Qual è quel valore unico differenziante? Ed ecco perché vi ho chiesto prima di risolvere quelle quattro slide di
chi sei, cosa fai, come lo fai e per chi lo fai. Perché è lì dentro che si nasconde e che si nascondono i principi fondanti del nostro racconto. I nostri valori sono lì dentro e quando vengono fuori in modo chiaro, quando noi siamo in grado di individuarli in modo chiaro, saremo anche in grado di scriverli in modo chiaro, saremo anche in grado di quindi veicolare e far sì che arrivino dall'altra parte. E qui aggiungo un'altra cosa fondamentale. Siamo distanti milioni di chilometri da chi ci legge, anche se noi scriviamo sui social un post e siamo sui social o siamo sul blog, le vibrazioni, se quel post è un post sincero, è un post scritto con il cuore, è un post che veicola dei veri valori, quelle vibrazioni si sentono. Non è così diverso il mondo digitale, il mondo virtuale non è così diverso dal mondo reale. Per cui, e qua poi chiudo, è anche molto molto importante essere consapevoli di questo e quindi strutturare i nostri contenuti sotto questa ottica. Ok? Quindi questo è un punto di forza, una volta che abbiamo individuato questi punti qua, un punto di forza che quando scriviamo ci darà una mano e ci aiuterà veramente tanto a raccogliere i follower e il target che condivide quei valori, che capisce quei valori, che quindi non scrivo più solo così, tanto per avere riempito qualcosa o qualche calendario editoriale, ma io scrivo perché dall'altra parte ci sono persone che possano interessarsi a quei valori, possano venire a conoscenza di quei valori, possano venire a conoscenza di quello che faccio io e della modalità che ho io di fare le cose. Ok? Quindi, qui io non so quante di voi, o quanti, scusate, di voi, perché non vi vedo, masticano queste parole di marketing, ma insomma non sono così complicati alla fine. Sono due tipologie di fare marketing, sono due tipologie anche di comunicazione. Allora, l'avrete già capito, uno è l'outbound marketing e l'altro è l'inbound marketing. Questi qua sono i clienti. Okay. L'inbound marketing è quel marketing e quelle azioni che attraggono i nostri clienti o i nostri follower o chi ci legge nel nostro mondo, porta dentro nel nostro mondo. L'outbound marketing invece è quel marketing che è un po' più con la voce più stridente, quell'outbound marketing dice compra questa cosa che va benissimo, che tu non puoi farne a meno, comprala. Okay. Chiamaci assolutamente, vienici a trovare, cioè è quella tipologia di comunicazione che interrompe un po', è un po' noiosa, ma i clienti la tollerano se hanno capito, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro di inbound marketing e abbiamo fatto tutto quello di cui abbiamo parlato fin qua, siamo riusciti a creare una relazione,
siamo riusciti a veicolare i nostri valori, siamo riusciti quando noi abbiamo scritto i nostri post, quando noi abbiamo scritto il nostro sito, quando abbiamo scritto il nostro blog, siamo riusciti ad attrarli nel nostro mondo, ad attirarli nel nostro mondo, siamo riusciti a coinvolgerli e loro hanno capito e quindi tollerano anche questa attività di outbound marketing, diciamo, questa voce un po' più alta che dice guarda i nostri servizi sono questi, non puoi farne a meno, vieni. Se siamo tanto bravi, l'outbound marketing anche lì comprende anche tutta una serie di magari ADV, quindi sponsorizzate, tutta una serie di sponsorizzate sui social, di sponsorizzate su Google, eccetera, ma lo tollerano di più se qui in questa fase siamo state brave. Ok? Siamo sempre là. Non puoi conquistare il cuore dei tuoi clienti se tu stesso non ne hai. Perché? Altra cosa, se vogliamo conquistarli, dobbiamo seguire il social media funnel. Allora, chi di voi, e qui dovrei tornare un attimo sulla chat, ha sentito parlare del social media funnel? Vediamo un attimo come... Nicoletta, non avevo visto questo commento di Nicoletta, bello, ora le piastrelle del mio bagno hanno un senso, scusate perché non sorveglio la chat, quindi grazie Nicoletta, stupendo. Potete scrivermi cortesemente sulla chat, se ci siete ancora, se avete mai sentito parlare del funnel o se sapete che cos'è, perché allora do un taglio. Basta scrivere funnel sì, funnel no, no, sì, no, sì, poi mi faccio un'idea. Ok. Benissimo. Ok. Funnel no. Ok. Ok. Bene. Ok. Quando, sì, vi ringrazio, credo di avere capito che qui siamo, grazie, qui siamo di fronte all'approccio che poi appunto la prossima volta vedremo bene come mettere in pratica. Qui siamo di fronte a un approccio che se comunico e quando comunico e scrivo per i social, la gran parte del mio lavoro consiste nel raggiungi e coinvolgi, sempre parlando di outbound marketing e inbound marketing in queste due pratiche. Qui in questa fase io cerco di raggiungere la maggior parte, il maggior numero di persone con i miei post e di coinvolgerli, proprio perché questa è l'azione vera e propria di inbound marketing, quindi di attrarre con quella calamita, no? Ricordatevi la calamita, raggiunge e coinvolgi, portali dentro, reach, ok? La seconda cosa che devo fare, devo coltivare relazione, ricordiamocelo in alto, devo instaurare una relazione. Coltiva e alimenta, dai contenuti che rafforzano la tua identità, contenuti utili, contenuti che possano arricchire, contenuti che possano appunto far crescere dall'altra parte. No, compra questo, fa crescere, non lo so, compra questo messaggio, compra questo, non fa crescere. Se invece lego a questo
magari è fatto di materiale riciclato, ha tutto un circuito virtuoso, un cerchio attorno, perché è nel pieno rispetto non so, del green, di qualche altro valore, allora aiuto forse dall'altra parte anche a crescere, ad acquisire delle informazioni, a capire che comprando questo io posso magari anche supportare un progetto che pianta degli alberi, destina destina un centesimo su questo acquisto per piantare degli alberi. Ecco che allora di nuovo io coltivo e alimento, e solo in ultima posso, se ho un'attività, poi effettivamente conquistare e trasformare. Ok? Quindi il social media funnel, la gran parte di lavoro che io quando scrivo i testi e faccio copywriting devo mettermi in questa ottica. Devo mettermi, se ho un'attività, tantissimo, perché non posso convertire in cliente, conquistare e convertire in cliente qualcuno che non sa di me e non sa chi sono, quindi chi sei, cosa fai, come lo fai e per chi lo fai. E questo è il grande lavoro, sta qua. Sono queste 4 tematiche, sono questi 4 indici che abbiamo fatto che ci aiuteranno a costruire i contenuti e quindi il copy per questa parte di lavoro. Poi questo della conquista e trasforma in cliente è quello dove passa chi è interessato ai nostri contenuti, che è interessato a leggere i nostri contenuti, che passa e diventa cliente. Perché? Perché poi mi scrive di sua spontanea volontà meglio e mi dice: mi fai un preventivo per questo servizio? Quanto mi costa? Dove ti trovo? Posso venirti a trovare in fiera? Sarei interessata ai tuoi servizi, sarei interessata ai tuoi prodotti. Sarei interessata a sapere più di te. Ok? Quindi il grandissimo lavoro succede qui. Andiamo qua un attimo. I social media, noi abbiamo visto prima, i social media per lo sviluppo della comunicazione del business in Italia, i maggiori sono Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Questi fin qua. Sono i più grandi, sono i più importanti, ma bisogna dire che ci sono altri, come per esempio TikTok, che è popolato ovviamente dai più giovani, che è un social media in fortissimissima crescita. Quindi, bene o male, le grandi aziende l'hanno già capito. Per esempio, Dolce & Gabbana, per l'ultimo fashion show, non quello di Venezia, quello che hanno fatto in lockdown, hanno invitato non più gli youtuber, quindi non più le persone che sono su YouTube e quindi gli influencer su YouTube, ma i TikToker, quindi i ragazzi giovanissimi che fanno comunicazione su TikTok. Ok? Quindi lo conoscete come media, è una piattaforma social media, probabilmente magari se avete figli giovani, la mia ha 14 anni, lei su TikTok assolutamente c'è, più per guardare che per fare video. I giovani sono tutti là, c'è questa fortissima tendenza di migrare da un social media all'altro. Facebook era il primo, quindi tutti quelli che quando è nato Facebook
ne avevano la capacità, la forza, la possibilità di andarci, sono andati lì. Poi è nato Instagram, c'è stata una migrazione dei più giovani verso Instagram perché hanno detto se qui c'è la zia e la mamma, io anche no, e sono andati su Instagram. Quello che succede adesso è esattamente lo stesso fenomeno. Da Instagram, quelli che sono ancora più giovani vanno su TikTok, quindi migrano, c'è proprio questo flusso di migrazione da un social e l'altro. Twitter è un social che viene usato tantissimo anche per fare ricerca giornalistica, quindi i giornalisti quando sono, anche Facebook devo dire, ma dipende dall'età, perché l'età di Facebook va dai 48-49 anni fino anche ai 70. Quindi qui ne abbiamo un po' di tutto. Questo è, cioè un po' di tutto, abbiamo la fetta più anziana, diciamo. Qui invece abbiamo quella fetta che è migrata e abbiamo i 40, 35, 40, no, 35 fino ai 50, 55, pochissimi. Se voi andate a vedere, avete gli insights di Instagram, potete anche andare a vedere come sono composti i vostri follower e ve lo consiglio. Voi potete andare a vedere quanti anni hanno i vostri follower. Se voi andate sul vostro profilo Instagram, per chi ha Instagram, prima io avevo visto che c'era un profilo appunto che mi avevate indicato, andate a vedere nelle tre, che qua non riesco a farvelo vedere perché non mi si apre gli insights di Instagram, magari faccio uno screenshot la prossima volta, me lo segno, allora screenshot, per appunto vedere com'è composto il vostro pubblico, quanti anni hanno, sono uomini, sono donne, che provenienza, da che paesi arrivano, limitrofi di Treviso, Milano, Bologna, oppure sono internazionali. Fondamentale capire questa cosa. Sappiamo già che i giovanissimi, in questo momento, se voi aveste una comunicazione da fare verso i giovanissimi, lì dovete farvi trovare su TikTok, perché se voi fate anche una bellissima comunicazione con dei bellissimi valori, con dei valori fondamentali, strutturati bene, un'ottima comunicazione, ma che come target ha i giovanissimi, se voi quella comunicazione la fate su Facebook, i giovanissimi non vi leggeranno, perché nessuno dei giovanissimi è su Facebook. Se siete d'accordo, prima io avevo una... aspetta un attimo. Avevo visto che abbiamo tra di noi una insegnante della scuola secondaria. Mi sbaglio? Una sono io, Eccola. che però non mi sono segnata prima perché sono arrivata a quei 4 minuti di ritardo e non sono riuscita. Ecco qua perché è Giulia che aveva segnalato, sono docente nella scuola secondaria di primo grado. Ecco qua. Paola, ecco, benissimo. Posso chiedere una conferma in questo senso? Allora, io sono docente di una scuola secondaria di secondo grado. Ah, di secondo, Sì, ok. sì, però confermo assolutamente, nel senso che noi abbiamo, per scelta abbiamo attivato come scuola Instagram e Facebook. Ma proprio il nostro prossimo obiettivo è migrare su TikTok, perché effettivamente ci stiamo accorgendo che il nostro target è assolutamente fuori range. Quando vediamo i famosi insights, quelli di Instagram, ci accorgiamo che non arriviamo sotto ai 18 anni sostanzialmente, e noi invece abbiamo bisogno di prendere un pubblico più basso. Esattamente, esattamente. E questo è
è proprio, grazie davvero Paola per questo assist, questo è proprio la domanda nostra fondamentale, è questa, cioè quale social media è adatto a me? In questo caso, no, Paola, con la scuola, qual è il social media che io devo scegliere? Io non posso scrivere, oddio, se ho uno staff di 10 persone posso anche farlo, ma non ha senso scrivere su tutti i social media, non ha senso fare una comunicazione su tutte le piattaforme se le piattaforme non sono adatte per me, per il mio messaggio e soprattutto per il mio target. Se il mio target, come appunto ha condiviso qui, e ringrazio ancora Paola, non è su Instagram e io al di sotto quelli che voglio colpire, noi del marketing parliamo sempre con questo linguaggio di guerra perché è stato coniato così. Noi vogliamo colpire un target molto preciso, meno di 18 anni. Meno di 18 anni, se guardo qua, non li trovo. Su Instagram non c'è, su Facebook non c'è. Twitter dipende, quelli che fanno un po' di ricerca in più, vedo il comportamento che ho proprio qua in casa di una teenager, 14 anni, se loro fanno ricerca vera, non sugli argomenti della scuola, ma magari argomenti di gossip, non so, il loro cantante preferito, eccetera, se vogliono avere un po' di informazioni in più rispetto a quello che offre TikTok e Instagram, allora aggiungono anche Twitter a questa loro ricerca. Strano, perché di solito viene molto snobbato da tutti e si dice che Twitter sia solo, ha questa fama che su Twitter sia per una comunicazione istituzionale e molto molto secca e usato molto dai giornalisti. Okay? Mentre LinkedIn invece qui è il canale dei professionisti dove si incontrano appunto i professionisti sia come sia principalmente come persona quindi human to human, age to age, persona che esercita una certa professione, quindi professionisti, persone vere che ci mettono la faccia, che comunicano, cercano appunto altre relazioni professionali, scusate, cercano relazioni professionali, si scambiano opinioni, si incontrano, si scontrano su argomenti che però riguardano comunque sempre l'ambito professionale, cioè lì non discutiamo di gattini come possiamo fare su Facebook, lì se ho fatto un viaggio e ho fatto delle bellissime foto di una spiaggia, se io non sono l'editor o un contributor o una giornalista di dove o di Gulliver o di Traveler, non ha senso che io metta una foto di questo tipo su LinkedIn. Quella va bene su Instagram perché sono andata in giro, mi sono divertita, quella va bene su Facebook, ma quella non va bene su LinkedIn. Non è una comunicazione da fare su LinkedIn, a meno che non sia legato al business. Se io che mi occupo di comunicazione anche di strutture turistiche, va benissimo se racconto di spiagge, va benissimo se racconto la Venice Hospitality Challenge che hanno appena fatto adesso il weekend scorso. Perché? Perché rientra nel mio core business, ok? Ma non è il tema adatto
di qualcuno che, a meno che non si trovi un nesso per poterlo fare, di qualcuno che, non so, lavora nelle risorse umane o lavora in un settore di mercato che non c'entra. Okay? Io devo cercare di stare molto in LinkedIn, di stare veramente molto attinente alla mia attività professionale. Okay? La cosa è quale social media è adatto a me e al mio business, perché lo dovrei usare, e anche questo è un altro indice da fare prima di iniziare a scrivere, e come posso sfruttarlo al meglio. Perché? Perché la domanda è questa e Paola ci ha già risposto. Loro stanno migrando verso TikTok. La scuola sta migrando verso TikTok. Perché dove sono i miei lettori? Se non sono su Instagram, se non sono su Facebook, è inutile che io scriva lì. È meglio concentrare tutti i miei sforzi, almeno per un periodo, vedere cosa succede su quel canale e cercare di catturare proprio nell'ottica di quello che abbiamo visto qui, ok? Di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di follower e di lettori. Qui, ok? Quindi assolutamente giusto quello che diceva Paola, cioè cerchiamo di trovare la piattaforma giusta, non di la piattaforma deve essere giusta per il nostro messaggio, ok? Non viceversa, ok? Quindi questo è molto importante. Dove sono i miei lettori? Quindi, dopo aver risposto alle nostre 4 slide, e io spero che appunto siate riuscite tutte o tutti a vedere quelle slide, chi sono, chi sei, cosa fai, come lo fai e per chi lo fai. Poi, per chi lo fai, mi dà quell'input, ok, per capire come è fatto quel chi, come è fatto quel target, e soprattutto da là, all'interno del nostro webinar, inizio a capire dove si trova questo target, dove sono i miei lettori, dov'è il target, su quale piattaforma si trova. Bene? Ok. Io vi lascio qui una serie di una serie di indici, perché poi a questo non ti ho chiesto, Caterina, poi a loro arrivano Sì, slide. solitamente sì, poi tu Ok. appunto, gentilmente le metterai a disposizione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi adesso sono le 19:23, vediamo un attimo, perché io vorrei portarvi giù qua che è forse un pochino più denso, piuttosto che dare un indice qua di cosa sono LinkedIn. Certo, si può, ma ve lo potete leggere tranquillamente che tipologia, che grammatica hanno questi social. Cioè Facebook si possono veicolare dei contenuti che l'interessante di Facebook è nato per instaurare delle relazioni tra amici. Questo è nato così e lo sappiamo che Zuckerberg, insomma, e i suoi amici l'hanno usato così. Poi è fondamentale perché Facebook è tuttora il canale più forte degli eventi. Si possono creare delle vetrine prodotto, si possono creare delle sponsorizzazioni, è tutto nato da Facebook, che adesso si può fare anche su LinkedIn, su Instagram, che è della stessa famiglia. LinkedIn si è accodato e ha detto vabbè, se lo fate voi lo possiamo fare anche noi. Quindi qui vi ho elencato
un po' di cose che potete fare su Facebook. Instagram invece è il canale del visual storytelling. Là si tratta di mettere, di lavorare tantissimo con le immagini. La parola su Instagram può essere anche ridotta, il copy su Instagram può essere anche corto. Quello che su Instagram conta sono le immagini che devono essere belle, che devono essere dinamiche, che devono essere fresche, a parte che adesso anche qua si è invertito la tendenza e credo nel 2018 abbiano fatto il primo, sì 18, hanno fatto il primo concorso della foto più brutta su Instagram. Ma non per dire questa è una foto brutta quindi hai fatto male il tuo lavoro, no, proprio per andare in controtendenza e tirare fuori un'altra, insomma, un altro divertissement anche su Instagram, quindi hanno visto che tiravano anche le immagini brutte, le immagini non curate, ma questo non vuol dire che voi all'interno della vostra comunicazione dovete usare delle immagini non curate. Quelle sono pagine che proprio usano immagini brutte, sempre tra virgolette, non sono curate, ma hanno un altro tipo di racconto, perché poi alla fine quel racconto deve essere un racconto dei nostri valori, dei nostri marchi. Il loro valore, il loro marchio, il loro racconto verte proprio su raccolta di foto brutte. Ecco, e quindi avevano fatto, però di norma e di regola sono immagini molto molto curate. Instagram è quel mezzo che è il più, diciamo, le tematiche più adatte sono la moda, i viaggi, il food, l'arte e il design, cioè chi si occupa di queste tematiche non può non essere su Instagram, perché questo è un tema molto molto sentito, cioè questi sono temi molto molto sentiti su Instagram. Quello che aggiungerei a questo, anche Pinterest. Anche Pinterest è un social media e qua arte e design, pagine per ispirarsi, moda, il look non so, dell'autunno, su Pinterest trovo un sacco di indicazioni, su Pinterest trovo un sacco di ispirazioni, quindi anche Pinterest può essere situato su questo binario qua. Però quello che è fondamentale anche qua porsi, se ho un animo visual, se ho un animo visivo, se io ho, anche se produco bulloni, ma se lo faccio bene, se faccio bene le mie foto, se le metto sempre sotto questo cappello qua dell'animo estetico, vanno bene anche i bulloni, ok? Quindi appunto LinkedIn e blog fondamentali, LinkedIn è il social network professionale, come abbiamo detto, dove si incontrano i professionisti e si scambiano opinioni. Il blog è fondamentale, anche se diciamo, non è un social vero e proprio, ma il blog è quella parte che di solito si trova nei siti, è una specie di sito dove posso scrivere approfondire, perché noi abbiamo visto prima che i nostri lettori hanno bisogno di essere attratti e portati dentro nel nostro mondo. Quindi se ho un testo limitato come posso averlo su Twitter, di 280 battute, cioè lì faccio fatica ad approfondire. Io approfondisco il mio tema sul mio blog, sul mio sito, sulla mia newsletter e poi scrivo però
sui miei social, ragazzi, andate a cercarvi il nuovo articolo, il nuovo post blog che ho pubblicato, appena pubblicato, ok? Quindi possono approfondire, devono approfondire. Gli approfondimenti si fanno nel blog. Adesso, come adesso, Google ha cambiato a luglio tutte le sue impostazioni, gli algoritmi e tutto. Quando Google vede che voi utilizzate sui vostri siti dei contenuti freschi, dei contenuti aggiornati, perché Google fa un giro, mettiamo un giro al mese, no? O ogni 3 mesi, no? Fa un giro e guarda tutti i siti, no? Che trova e li guarda e va, fa quel crawling, si chiama, va dentro e guarda, ok, questi sono i contenuti che ha pubblicato Manuela, perfetto. Va via, fa il suo lavoro, torna dopo un tot sul sito di Manuela, guarda, fa di nuovo tutte le sue ricerche, prova a fare un match e dice non ho trovato niente di nuovo, va via di nuovo e intanto vi lascia, vi assegna un posticino nel ranking, si chiama, un posticino di uscita quando le persone vi cercano e lui vi assegna un posticino di uscita quando voi digitate su Google in alto, non so, Bignè a Treviso, ok? Lui vi assegna, se Manuela produce Bignè, lui dice ma Manuela per i suoi contenuti mi va al posto numero 5 qui sotto, ok, benissimo, ottimo ranking. Lui fa il suo lavoro, torna dopo un po', non trova niente di nuovo, vi lascia al numero 5, va via di nuovo, torna, dalla terza volta non trova niente, dice ah, qua non ci sono contenuti freschi, mettiamola giù e premiamo chi invece è stato più bravo e ha fatto delle cose, ok? Ha fatto dei contenuti freschi, ha fatto dei contenuti aggiornati. Questa è una cosa molto importante perché prima di luglio non era così. Prima di luglio, insomma, bene o male, non, diciamo, almeno così, non puniva chi o non abbassava il ranking di chi non produceva contenuti freschi o lo faceva in modo molto limitato. Adesso proprio fate un tonfo e finite per non essere visibili. Quindi anche qui, se avete bisogno di raggiungere, sempre nell'ottica appunto di raggiungere e di portare dentro nel vostro indotto, nel vostro business, nella vostra attività o anche nel vostro profilo proprio personale, producete contenuti freschi, se no non siete visibili. Ecco, qui c'è appunto un indice di cosa c'è, di cosa sono questi, scusate, di cosa sono questi, questi social, di qualche indicazione che vi aiuta a capire meglio, vi aiuta nella scelta del canale più adatto, ok? Più adatto alla vostra comunicazione, più adatto al vostro business, più adatto al vostro personal brand. Abbiamo un esercizio qua che mi piacerebbe che voi riusciste a fare su un foglio, anche se avete voglia. Facciamo la prima parte. Fate un elenco della top 3 delle vostre pagine preferite o dei siti preferiti che seguite e indicate per quale motivo li seguite. Cioè,
3 siti o 3 profili, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, quello che vi viene in mente. Quali sono i top 3 per voi di pagine o siti, pagine, quindi pagine, profili, social o siti se volete, e perché, e indicate perché li seguite. Quindi io vi inviterei adesso nei prossimi 3 minuti, 1 al minuto va bene, di seguire questa cosa, cioè di fare, di stilare questa lista o per voi a casa, quindi o per voi privatamente, o se avete voglia di condividerla, di condividere questa vostra top 3 sulla chat. Quindi così magari anche gli altri capiscono un attimino o possono andare a sbirciare che cosa vi può interessare. Io vi potrei dire, la mia è sicuramente Arctus and Rose, questa è una delle mie pagine preferite. Tipo così. Ecco, questo è uno, è Raptus and Rose su Instagram, io li amo perché mi fanno viaggiare. Ecco, una cosa così. Se avete voglia di condividere, così vediamo anche un attimo, io vi darei 3-4 minuti appunto a partire da adesso e per capire meglio e avere anche voi la consapevolezza del perché voi seguite certi profili o certi siti e che cos'è lo stimolo che vi fa appunto seguire e stare su quei profili. Ah beh, ok. Stupendo. Il Sole 24 Ore per lavoro, Matteo Ward per lavoro. Oh. Bene, Federica Matteo Ward non lo conosco. È allora, l'inventore di una startup che si occupa di sostenibilità e di riciclo a livello di abbigliamento. Oh, wow, bellissimo. Questo Me lo sono segnata. Questi sono, sì, ok. ANSA, Gazzettino, oggi Treviso su FB. Ok. Quindi qua Pino ci dice tutto a livello di informazione, cioè quindi ha bisogno proprio di, ok, valigia blu per lo stesso motivo, ok. Valigia blu, Manuela, è una cosa che va sempre sul tema dei viaggi. Non ci sente forse. Ok. Ah, ok, un sito di informazione. Benissimo, grazie mille Manuela. Ok. Qualcun altro che sta scrivendo? Ecco, indipendente e autofinanziato, ecco qua. Fantastico, Manuela ci sta dando già delle indicazioni valoriali, diciamo, il perché, qua motiva, no? Il perché. Indipendente autofinanziato, importante per lei questa cosa. Ok,
Diario di Bologna. E mi tengo aggiornata perché pubblicano tante curiosità culturali sulla... un legame, quindi Carlotta crea quel legame con la sua città, dove in questo momento non vive più a Bologna, però mantiene questo legame. Tante curiosità culturali sulla città, ecco perché. Ottimo. Migliaccio per lavoro. Luisa Camatta, perché condivido il suo stile. Per lavoro, collaborazione, Don Bosco Conegliano, la scuola dove insegno. Fantastico. Ecco, queste sono tutte alla fine, no? Adesso io vi leggo, sono curioso di sapere ciò che capita nel mondo, ma anche a livello locale. FB invece mi consente di relazionare di più. Perfetto, grazie Pino, fantastico. Qui abbiamo parlato e avete condiviso e io veramente vi ringrazio. Ecco, Monti, ok? Simpatico e bravo, ok? Bene, qua ne escono così e mi piacciono moltissimo le motivazioni che sono uscite qui, perché se voi le leggete, se voi leggete questa chat che abbiamo, è un esercizio molto semplice, no? Ma da questa chat capiamo che questi profili in voi stimolano qualcosa. Voi avete un'esigenza o di informazione o perché appunto, come dice Carlotta, trovo simpatico e bravo, mi voglio informare ma voglio un certo tipo di informazione, condivido lo stile con questo profilo o con chi sta dietro, appunto non col profilo, con chi sta dietro al profilo, perché come abbiamo detto noi non vogliamo parlare con il logo o con il profilo, ma noi vogliamo quei valori che stanno dietro al profilo. Noi vogliamo quelle persone che lavorano per quel profilo, il come fanno le cose ci interessa qua. Quindi vuol dire che in qualche modo questi profili sono riusciti, ok, a stimolare, a captare il vostro interesse. La prossima volta andiamo a vedere, ok, è arrivato un nuovo messaggio, l'azione, pagina del settimanale diocesano, partner lavorativo e informazione locale, molte pagine di arte, la somma e il totale gruppo il totale gruppo sull'alimentazione. Ecco qua, Manuela, grazie. Altre indicazioni, anche qui, cioè andiamo a capire bene, cioè rispondono ai nostri Pino. FB inoltre mi consente di raggiungere più destinatari con il mio ego, esprimo la mia vanità. Fantastico Pino, grazie mille, ci sta alle 8 meno un quarto di sera. Grazie. Il QDP News, siti scolastici, comunali e provinciali per eventi, Pinterest per lavoretti fai da te, tutorial vari, informazioni su contenuti delle etichette. Oh, interessante! Ecco qua, l'utilità, contenuti utili e di valore. Perché noi a un certo punto l'ha fatta tutto fare dell'uncinetto, oh, questa me la segno. Non che io abbia non riesco a mettere in fila le cose, sicuramente non lavorerò a uncinetto, ma bellissima questa cosa ed è un bellissimo titolo anche. Uncinetto, che bello, meraviglia, è che me lo segno perché dopo va via la chat e quindi non... Allora, adesso noi abbiamo visto qua, vi ringrazio tantissimo per questa cosa, chiuderei un attimo la chat, poi se qualcun altro ha qualcosa da scrivere lo vediamo comunque dopo. Quello che noi andiamo a fare come
anche qua come esercizio pratico per la prossima volta, che ci aiuterà a lavorare meglio sui nostri contenuti, è di creare una strategia di contenuti. Non, prima di scrivere un post, 1, 2, 3, 4 post, noi dobbiamo ragionare sul livello più ampio ed è la strategia di contenuti. Il mio obiettivo, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto, è creare relazioni, portarli dentro inbound marketing, coinvolgere le persone a leggere le mie cose. Creare conversazioni. Perché io qua vi ho visto alcuni di voi che sono iscritti a gruppi che appunto si occupano di alimentazione. Creare conversazioni, quei gruppi creano conversazioni, creano appartenenza. Le grandi comunità, le community digitali sono nate proprio per conversare. Quelli sono il frutto dei forum di una volta, che adesso sono un po' fuori moda, ma sono stati sostituiti dai gruppi che adesso troviamo a bizzeffe sui social. Creare conversazioni, stimolare le interazioni. Cioè la nostra strategia non è per scrivere post e, come dice Pino, soddisfare il mio ego, che posso tranquillamente fare, ma sarebbe bello se poi sotto i nostri post, è uno di questi nostri obiettivi, quando scriviamo e facciamo copywriting, stimoliamo le interazioni. Quando i post si chiudono con la frasina, tutto un testo e poi scrivono e tu, non so se questo effettivamente stimoli l'interazione. Non so a voi, ma a me non viene tanto voglia di interagire, perché e tu è un po' troppo poco, è un po' troppo buttato lì. Non creo conversazioni con e tu, non stimolo un'interazione con e tu. Devo essere consapevole, quello che abbiamo detto prima, non è tanto diverso il mondo digitale dal mondo reale. Se io dico frasi tanto per dire, l'interazione dall'altra parte magari porta un po' di pazienza con me, interagisce una volta, 2 volte, ma dopo dice anche con questa non è proprio bello parlare con lei, non interagisco veramente, è più così uno small talk, come dicono gli inglesi, ma una vera conversazione, una vera interazione non lo è. Nella mia content strategy non devo portare all'autopromozione, non devo essere lì, io sono la migliore, io sono quella che sa tutto. Le aziende che dicevano noi siamo leader del mercato, noi siamo gli unici a fare questa cosa. No. Le persone, come non vogliono parlare con i loghi, non vogliono parlare con le aziende che si pongono in questo modo, che usano un linguaggio di questo modo, che usano linguaggi che non sono linguaggi che si mettono nell'ottica della conversazione e dell'interazione. Contenuti calati dall'alto dalle aziende non funzionano più. Invece l'unione fa la forza. Se noi facciamo parlare, soprattutto anche su LinkedIn, facciamo parlare i nostri collaboratori, abbiamo vinto, perché un collaboratore felice che ti dice bene, qua si lavora effettivamente molto molto bene, è diverso dal datore di lavoro, dal titolare che dice wow, noi siamo un'azienda fantastica. Certo che lo dici tu che sei il titolare, ma l'opinione o l'interazione di un tuo collaboratore che magari sotto un post o in una condivisione di un post del profilo aziendale scrive sopra io confermo tutto quello che dicono questi, sono qua da 5 anni,
effettivamente il clima in questa azienda è veramente molto molto bello e valorizzano i collaboratori, eccetera, cioè ha un altro valore. Rafforzare la leadership nella nostra strategia di contenuti, la leadership con contenuti di valore, siamo ancora lì. Ok? Adesso abbiamo 10 minuti o 5 minuti di tempo, poi aprirei alle domande. Io vi ho portato una mappa dei contenuti, che è la prima mappa dei contenuti che abbiamo fatto per MyBeMood. Noi siamo nati come agenzia per raccontare Venezia. Abbiamo fatto questa mappa questa si chiama proprio mappa dei contenuti tecnicamente, e abbiamo scritto nella mappa dei contenuti tutti gli argomenti che nella nostra strategia dei contenuti potrebbero in qualche modo essere toccati. Quindi il cuore della nostra conversazione e della nostra comunicazione è Venezia. Ok? Di cosa parliamo quando andiamo a parlare, a declinare questo nucleo che è Venezia? Parliamo di food and drink, quindi dei ristorantini, delle enoteche, del mangiare in generale, ma anche dell'alimentazione, ma anche dei prodotti territoriali che vengono usati a Venezia, prodotti tipici. Andiamo a parlare di eventi, andiamo a parlare di modo di vivere a Venezia, andiamo a parlare di design, cose tipiche di Venezia, magari anche non toccare proprio le vetrerie di Murano nel modo tradizionale, ma andiamo a trovare la chicchettina, quella di Murano, che è dietro al Museo del Retro, che è tutta una cosa particolare. Parliamo di artigianalità, parliamo di prodotti di moda, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto, partendo dal nucleo Venezia, abbiamo declinato tutti i temi, abbiamo tirato fuori tutti i temi, ok, che potremmo andare a toccare. Questo ci è servito perché? Perché così, facendo questa mappa dei contenuti, quando poi siamo andati a costruire i contenuti e a costruire e a scrivere i copy, non ci perdavamo più, perché questo era la nostra traiettoria, l'avevamo fissata. Questo era il nostro binario e man mano andavamo a toccare tutti questi temi. Poi siamo andati avanti, e questa è già la seconda versione, ok? E ci hanno detto, ma possiamo anche noi, scusate, noi saremmo del Trentino, ma potete scrivere anche su di noi qualcosa, che abbiamo questo vinello molto particolare che comunque ha delle attinenze. All'inizio abbiamo cercato attinenze con Venezia e poi però abbiamo visto che le richieste erano abbastanza consistenti e quindi siamo andati ad allargare ulteriormente questo campo, questo raggio di azione. Abbiamo scritto Veneto e oltre. Ok? Quindi e questo nucleo qua poteva essere poi poi purtroppo per motivi appunto aziendali abbiamo cambiato rotta e non siamo andati avanti su questo, però io ve l'ho portato come esempio di approccio ai contenuti, alla strategia di contenuti. Qui potevamo cercarne un altro, cioè tirare un altro cerchio e andare a vedere che cosa in Veneto e oltre poteva essere interessante affrontare e mettere all'interno della nostra strategia di contenuti. Quindi, se avete piacere, se vi può essere utile, io per la prossima volta
vi lascerei questo esercizio appunto per poter individuare i contenuti che nel vostro ambito dovreste, potreste, vorreste affrontare e appunto poi declinare nei canali che avete deciso di servire. Quindi io vi lascerei questo, se volete fare uno screenshot, se no io vi passo subito le slide a Caterina, e così al limite, non so se volete, insomma, Caterina, come pensi potrebbe essere? Va benissimo così, poi io le trasferisco in realtà a mia volta ai referenti dell'Innovation Hub. Quindi, Ok, benissimo, benissimo. Magari vi fate uno screenshot adesso, vi fate una foto adesso, così ce l'avete, perché questa mappa dei contenuti vi può essere veramente poi utile la prossima volta che andiamo proprio a scrivere, che andiamo proprio a declinare come si costruiscono poi dal punto di vista tecnico i copy appunto sulle varie piattaforme. Ok, bene, con questo io sarei arrivata alla fine del nostro primo incontro e se ci sono domande, io ovviamente, Caterina, non ho seguito la chat, se c'erano delle domande che magari avevate piacere di pormi o anche no, insomma, se tu avevi già magari avuto modo di rispondere o di incanalare, ditemi voi. Certo, allora in realtà ce n'è una alla quale non mi pare che sia stata data risposta, che è stata scritta da Pino. È stata scritta però circa 40 minuti fa, quindi, sì, nel senso che poi siete andati nel flusso dell'esercitazione. Certo. Quindi, come dire, poi ho visto che erano cose che erano tranquillamente rinviabili alla fine del dibattito. Te la leggo. Allora, 3 domande, dice. La prima, tutta l'aggressività presente sul social, quindi vedi haters, eccetera, eccetera, in che modo c'entrano con tutta la questione del cuore e della relazione? Trattasi di un target da ignorare a livello di marketing? Seconda domanda, come incidono gli algoritmi sullo sviluppo del brano, scusa? Terzo, ecco Pino, sì, perfetto, che così sentiamo dal diretto interessato la richiesta. Scusa, buonasera intanto. Buonasera Pino. Qual era la domanda, la richiesta che mi chiedevi? Allora, lei Pino scriveva appunto la prima domanda sull'aggressività, in che modo questo c'entra. Sì. Ok, poi c'era la seconda che è come incidono gli algoritmi sullo sviluppo del brano. E la terza del brand. Infatti ero incerta se fosse brand o brano. E la terza è quanto conta l'aspetto creativo, ad esempio creazione di uno slogan efficace rispetto alle regole di comunicazione. Aggiungo questo, naturalmente, vista l'ora, se volete potete anche rispondermi la prossima, non ho la pretesa di... Io appunto direi, allora per l'algoritmo quello lo affrontiamo proprio la prossima volta, perché là ci sono proprio le indicazioni su come costruirlo. L'aggressività, chiuderei con questo, abbiamo un minuto, l'aggressività sì certo col cuore, però sai, il fatto è che l'aggressività, noi abbiamo la possibilità di o di entrare a gamba tesa, no? E di difendere i nostri valori, o abbiamo la possibilità di dire a priori, no? Questo è un posto sicuro. Col cuore c'entra, nel senso che mi sembra che c'era appunto questa cosa, no? Cosa c'entri con il cuore, l'aggressività, giusto? Pino?
Sì, esatto. No, sì, esatto, cioè nel senso che si dice sempre che i social sono pieni zeppi di aggressività e tant'è che incidono anche sui risultati addirittura elettorali. Allora mi chiedevo se c'era un legame tra tutto il discorso marketing in social, se c'è qualcosa che viaggia per conto suo, diciamo, quella parte lì viaggia per conto suo, o se in qualche modo non è ignorata da chi fa marketing, ecco, sta roba qua. Ma può darsi che c'è una domanda che non so, cioè mi è venuta così. Certo, Mi è venuta più distinto, ecco. Quella parte non può essere ignorata dal marketing, nel senso che se si scatenano, soprattutto le multinazionali, hanno tutti una figura che è il community manager, che è lì solo per andare a capire cosa succede da questo punto di vista, quindi a bloccare, a moderare, a capire, a bloccare eventualmente dei profili che sono aggressivi, che usano parole non conformi, che sono lì a danneggiare l'immagine del marchio, eccetera. Quindi questa cosa qua viene moderato dal community manager. Noi abbiamo la possibilità di dire a priori, soprattutto questo nei gruppi, nelle pagine, appunto nelle community, abbiamo la possibilità di dire questo è un posto, ok? È un profilo che funziona in questo modo. Non vengono usate parole aggressive, non vogliamo nessun tipo di odio razziale, non vogliamo nessun tipo di esclusione di genere, cioè io ho la possibilità di dettare quello che si chiama una netiquette, quindi non la vecchia etichetta, no? Di come ti devi, l'ABC della buona educazione, sul net, trasportata sul net, si chiama netiquette. La posso pubblicare, la Facebook sono stati veramente giusti perché hanno messo un posto a disposizione per la netiquette, la posso pubblicare lì, ma nulla mi vieta anche sul profilo Instagram, per esempio, nel profilo dire rispondiamo a una netiquette positiva. Cioè, se lì vedo che ci sono degli haters, vedo che ci sono delle personcine sotto che cominciano, allora o li blocco i commenti perché ho la possibilità di bloccare i commenti, quindi nessuno può più commentare, posso decidere chi può commentare, quindi posso far commentare solo i miei amici e posso comunque, se modero bene, riprendere quelle persone. Poi, ma all'estremo, cioè se uno non ascolta, viene proprio bloccato dal profilo. Io scrivo, senta, se lei non la smette di usare questa tipologia di linguaggio, se lei non la smette, io la blocco. Lo avviso una volta, li avviso una volta, li avviso 2 volte e poi ciao a tutti. La blocco e elimino tutti i suoi commenti. Quindi le persone lo sanno. Perché non è, però lo devo dichiarare, cioè è meglio che lo dichiari fin dall'inizio, perché così le regole del gioco sono molto molto chiare e il marketing altro che se tiene conto di questa cosa. Assolutamente. Grazie. Niente Pino, poi per l'algoritmo lo vediamo la prossima volta come incide e come riusciamo a far sì che questo diventi il nostro alleato e non quello che lavora contro di noi. Ecco qua, scusate l'ora, abbiamo fatto un po' di ritardo, ma insomma, ecco, io credo che se non ci sono altre domande, qua Caterina ha già risposto. Direi che sì, ci possiamo come dire, salutare e dare appuntamento a martedì prossimo. Molto bene, io vi ringrazio tutti, buona serata, buona cena e se avete piacere ci vediamo la prossima volta. Grazie, alla prossima. Grazie mille, grazie. Grazie a tutti.